Buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Benvenuti una nuova live by Reni Toons. Benvenuti a tutti, benvenuti. Sono le ore 11:32 di questo 31 ottobre 2024, Halloween. Questa sera è la serata di Halloween, quindi niente, ci saranno parecchi dolcetti o scherzetti da fare, e quindi diciamo sarà una giornata anche se è lavorativa, però diciamo sarà una giornata un po' particolare questa di oggi, ok? Poi domani sarà festa per tante persone, per tante altre no, quindi anzi ringraziamo tutti quelli che domani lavoreranno nonostante domani sia il giorno di ogni santi, tutti i santi, insomma una festività, e quindi niente, ringraziamo quelli che lavorano. Allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Oggi diciamo c'ho abbastanza tempo per poter fare lo sfogliamo insieme, attenzione, lo sfogliamo insieme di questa rivista che esce da una costola di Japan Magazine, ok? Si chiama Japan Magazine JM Album, ok? La rivista a cui mi riferisco è questa, ok? Vedete, poi Sprea ci ha abituato che su ogni sua rivista c'è una parte metallica e questa è la parte metallica della rivista, quella scritta sia JM Album, sia figurine degli anime e sia i meravigliosi ricordi dell'infanzia. Oh, con questa frase Japan, diciamo Sprea Editori, che sono loro sempre che ci fanno uscire, diciamo, queste riviste. Aspettiamo che metta a fuoco. Niente, non mi funziona più il fuoco automatico. Sì, riesce. Ecco, Sprea Comics. Vedete quanto è piccolo il loghetto. Adesso il tempo che rimette a fuoco, vedete, è più piccolo del mio dito, però con questa videocamera mi è stata fornita da uno di voi che mi segue. Andate a cercare la posta di Reni J, dove io ringrazio chi mi ha fornito questa telecamera, ed anche, a proposito, lo metto un po' meglio, ed anche questa luce, ecco perché magari mi si era spostata, la luce che mi diciamo illumina lateralmente in modo da poter fare diciamo un'inquadratura migliore. Ok, io non ho ancora voluto fare lo sfogliamo insieme dall'alto che si vede bene la rivista, proprio perché queste riviste vanno acquistate, ok? Quello che io faccio è mostrarvi il contenuto solo a scopo di magari invogliarvi ad acquistarle in edicola. Queste vengono distribuite sia in edicola e sia sul sito di Sprea Editori, le potete acquistare tutte quante online, ok? Oh, e questa quindi è dedicata agli album di figurine, ok? Non solo panini, poi lo vedremo. Allora, come ho già detto ieri, nella live di ieri, dove abbiamo visto questa rivista qui, anzi se volete vedere lo sfogliamo insieme di questa rivista, andatevi a cercare il video di ieri, lo trovate già su YouTube, sul mio canale YouTube, e potrete vedere il contenuto di questa rivista. Ok, andiamo avanti. Questa rivista invece parla appunto di album di figurine, e stavo dicendo che io già ho fatto un video che è sul mio canale YouTube dove faccio vedere diciamo tantissimi album di figurine che fanno parte della mia collezione. Però dovendo fare lo sfogliamo insieme, tra l'altro questa è la quarta di copertina, lo sfogliamo insieme di questa rivista che è uscita adesso, la trovate ancora in edicola, è uscita una decina di giorni fa questa, e allora ho detto riprendiamo gli album che sono qua, leviamo questo che non c'entra niente nel mio cellulare. Allora, questi sono gli album di figurine Panini e li vedremo man mano che li vedremo qui sopra, un po' come abbiamo fatto anche quando abbiamo fatto lo sfogliamo insieme di queste sigle degli anime, che siamo andati a prendere i vari 45 giri
che fanno parte della mia collezione e che sono anche menzionati qua, ed anche i 33 giri, insomma, abbiamo visto pure diversi Fivelandia, insomma, qualche CD, qualche audiocassetta, quindi pure questo ve lo potete andare a recuperare. Ok? Allora, detto questo, andiamo a vedere cosa contiene questa rivista edita da Spray Editori. Allora, innanzitutto, bellissima questa seconda di copertina, dove ci sono, diciamo, le pagine frontali di tantissimi album, ovviamente con un effetto blu, un effetto colore blu, che ricordano molto la nostra infanzia. E poi di qua c'è l'editoriale, vediamo Candy Candy, Goldrake, ok? E poi qui intorno Mileshiro, Heidi, Kenny Guerriero, Kiss Milicia, un po' di tanti album, E quindi questo è l'editoriale. E qui infatti dice l'inimitabile magia delle figurine. Goldrake, Mazinga Z, Gig Robot, Capitan Harlock, Heidi, L'Ave Maia, Candy Candy e tanti altri. Ognuno ha il suo preferito. Tra l'altro il mio, come sapete, sono praticamente due. Uno è quello dell'Incantevole Crimi e uno è quello di Hokuto no Ken di Kenny Guerriero, anche se l'album non è niente di speciale, attenzione. Allora, andiamo subito al sommario. Eccolo qui il sommario. Vedete? Si vede anche l'album di Titan 3, l'album di Goldrake, poi c'è anche quello di Kenny Guerriero che si vede, ok? Se ne vedono diversi. Allora, e quindi qui non so leggere tutto il menu, però ecco, la scommessa vinta di Panini, e infatti Panini che è nata proprio con le figurine, soprattutto dei calciatori, diciamoci la verità, diamo a Cesare quel che è di Cesare, però la Panini poi si è specializzata anche in raccolte di figurine di tutti i tipi, c'erano raccolte di figurine anche dei telefilm, adesso non ci sono più, delle serie TV, diciamo così, oltre che quelli dei cartoni animati, anime, ok? Quindi ha venduto tantissimi album, ha fatto contenti una marea di bambini e ancora oggi fa contenti tanti ragazzi e bambini che ancora collezionano le sue figurine, quindi tanto di cappello alla Panini. E poi ci sono un sacco di altri, cioè è piena di contenuti questa rivista. D'altronde Sprea ci ha abituato a dei contenuti molto interessanti, diciamo. Ok? Oh, la scommessa vinta di Panini, entriamo proprio nel video, ed ecco alcuni degli album editi da Panini. Prima ancora che diventasse Panini Comics c'era scritto figurine Panini, e qui sull'album di Capitan Harlock vediamo il logo proprio storico di Panini, che è questo. Vediamo se lo riesco a mettere a fuoco, eccolo qua, figurine Panini, questo è il logo storico della Panini Comics, no, Panini Comics, della Panini, basta, figurine Panini, punto. Poi è cambiato nel tempo, però c'era un po' dappertutto, vedete pure qui sull'album di Lucy May, eccolo qui che si ripropone figurine Panini, vedete? Quindi veramente e qui c'è anche un album, c'è un pacchetto di figurine di Candy Candy, ok? L'album di Giorgi, ma adesso li vedremo con calma, tanto per farvene vedere uno, già, guardate, Heidi, l'album, e qui c'è il logo di cui vi parlavo, figurine Panini, ok? Tra l'altro questo di Heidi ce l'ho anche doppio, vedete? E sono tutti e due, mi sembra, completi, vedete? Heidi, però li vedremo piano piano. Andiamo avanti. Iniziamo proprio con Heidi, guardate, manco a farla apposta, eccolo qua l'album di Heidi. E allora io non è che sfoglierò tutti gli album che sono qui, se no questa live la finiamo dopo Halloween, non è possibile. Allora, questo imbustato lo giriamo e lo mettiamo magari, guardate, mi organizzo un attimo, tutto live, e ci andiamo a vedere, diciamo, ecco,
vedete come erano fatti gli album? Ovviamente la carta qui si sta molto rovinando perché comincia ad avere tanti anni. Ok? Andiamo a vedere, qui c'è sta pure un'orecchia, la levo. Ok, fatemi levare le orecchie. E vedete, poi ci sono tutte le figurine così. Vedete? Questo è l'album di Heidi. Guardate quanto costava, questa è l'ultima di copertina, dove ci sono Heidi, Peter e il nonno dell'Alpe. Costava 100 lire. Ok? E questo è l'album di Heidi. Bello, no? Bellissimo, oserei dire. Ok? E quindi qui questa rivista tratta appunto, fa vedere quest'album di Heidi e poi quello di Gig Robot che mi pare che però io non l'ho, Gig Robot non mi ricordo di averlo. No, non l'ho. Ovviamente non ce li ho tutti, eh. Oh, Fabrizio Cuor di figurina. Vedete? Ok, voglio fare un attimo una cosa perché devo tenere sotto controllo. Ok, che il PC ogni tanto vedete che scatta la live, è perché il PC non ce la fa più, eh. Quindi qui continua l'intervista. Eccoci qua. Andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, Capitan Harlock 2, anche perché erano diversi. Io stavo facendo dei brevi video dove sfogliavo con la musica, la versione della sigla solo musicale, gli album, però questi video ci vuole parecchio tempo per farli e non solo questo, ma hanno avuto poche visual e quindi ho pensato che non fossero di pubblico interesse, insomma, andare a vedere questi album. Però sul mio canale trovate una sezione, una playlist dedicata proprio agli album di figurine e lì potete trovare diversi album sfogliati in tutte le loro pagine, sono album completi. Ok? Quindi questo è dedicato a Capitan Harlock, mi pare, non so se ce l'avevo Capitan Harlock, vediamo un po', Holly e Benji, Licia, Dragon Ball, eccolo! Quindi io ho il primo però di Capitan Harlock, guardate un po', figurine panini, questo però non è completo, attenzione, questo non è completo, però è sempre un pezzo di storia, guardate un po', ecco, vi faccio vedere qualche pagina, ma assolutamente non è completo. E questa è la quarta di copertina, Capitan Harlock. Anche questo 100 lire, vedete in basso? 100 lire. Ok, e andiamo avanti. Chissà se c'ho pure quell'altro di Capitan Harlock. Poi io non solo, ma non li ho presi tutti, perché è impossibile prenderli tutti. Ne ho presi i più facili che mi sono capitati. Questi non so tutti, gli album che ho. Questi sono gli unici più facili che mi sono capitati. Andiamo avanti, quindi questa con Capitan Harlock ve l'ho fatto vedere, anche se io vi ho fatto vedere un altro album rispetto a quello che hanno pubblicato loro. E andiamo avanti, ok? Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, eccolo, quello che io ho di Capitan Harlock è questo. Vedete? Capitan Harlock, le collezioni Panini, ok? E qui c'è scritto pure quante figurine erano, più o meno il prezzo. Oh, vedete qui Danguard, Candy, Astro Robot, l'Ave Maia, Remy. Cioè, questi sono album bellissimi, ma molto belli. Oh, qui andiamo avanti, Anna dai capelli rossi, Bia la sfida della magia, Capitan Futuro e Shirab. Guardate quanto erano belli anche le copertine di questi altri album. Oh, poi ci fermiamo un attimo e ve ne faccio vedere qualcuno. Oh, qua c'è Daltanius, Lulù l'angelo tra i fiori, un altro album di Candy e pure Marco dagli Appennini alle Ande. Ok, e qui io mi fermo perché
vi faccio vedere anche l'album, ovviamente. Allora c'è Marco dagli Appennini alle Ande, questo abbiamo. Ok, mannaggia, mi dispiace che scatta un po' la live. Allora, pure questo non era completo assolutamente, mancano un sacco di figurine, però a me già averlo così, con tutta la storia narrata all'interno dell'album, anche se non sono completi, a me fa piacere lo stesso averli, anche solo l'album. Vedete? Questo è Marco, bellissimo anche quest'album qui, vedete? E questa è l'ultima di copertina. Tra l'altro questo era un omaggio che davano davanti alle scuole, ok? Prezzo omaggio. Perfetto, e questo era Marco. E poi andiamo a vedere Daltanius, addirittura doppia copia di Daltanius. Allora, Daltanius, questo è completo e mi pare che sono tutti e due completi. Comunque, diamo un'occhiata. Questo già addirittura costava il doppio, è raddoppiato Daltanius. Questa è la quarta di copertina di Daltanius, la prima di copertina di Daltanius, addirittura certificato di garanzia. Questo si può spostare, come vedete qui c'è il robot Daltanius. Questa è la prima pagina, vedete, guardate che bello che è questo album. Qua addirittura certificato di garanzia della Panini di Modena da inviare, vedete, questo è originale dell'epoca, raccolta figurine mancanti, perché se ti mancava qualche figurina la potevi tranquillamente ordinare, vedete? Ok, poi andiamo avanti, vedete? Eccolo qui l'album. Ovviamente anche in questo caso non vi farò vedere tutte le pagine, perché poi ripeto, io stavo facendo tutti questi video proprio per farvi vedere questi album, tutti quelli completi, anche quelli che io ho incompleti. Sono riuscito a trovare i vari PDF degli album completi e ne ho fatti dei video, quindi se volete andarli a vedere, ecco, vi faccio vedere pure l'ultima pagina, ecco, tutti contenti, vedete? Questa è l'ultima pagina dell'album di Daltanius, ok? Allora, Lulu l'angelo tra fiori non mi pare che ce l'avevo, poi soprattutto non l'ho preso, no, absolutely not. Allora andiamo avanti, però c'è qualcosa che non va, mi sa. Voglio vedere un attimo, scusate un secondo solo, voglio vedere se tutto sta funzionando regolarmente, perché magari c'è qualche problema, non me ne sono accorto. Un attimo solo, un attimo solo. Oh sì, no, funziona tutto, funziona bene, non c'è nessun tipo di problema. Ok, mi sembra l'audio, vediamo se arriva perfettamente anche l'audio. Ok, allora noi andiamo avanti, mi sono assicurato, sto da solo a casa, quindi diciamo mi devo assicurare che tutto funzioni. Allora, quindi questa pagina già l'avevamo vista, abbiamo visto l'album di Marco, l'album di Daltanius e andiamo avanti. Oh, qua c'è sta l'album di Lucy May che ce l'ho, Daitan 3 non ce l'ho e Flo mi pare che non ce l'ho, così come non ho neanche questo di Lady Oscar. Però vi posso far vedere questo di Lucy May. Lucy May, eccolo qui, sta qui sopra. Lucy May, sempre figurine Panini. Questa è la quarta di copertina. Vediamo quanto è arrivato. 330 mi sembra di leggere qui. No, 300 lire. Vedete come aumentavano i prezzi qua? Una cosa incredibile. Aumentavano i prezzi in una maniera incredibile. Questo è l'album di Lucy May. Pure questo non è completo.
assolutamente, mancano tante figurine, ne mancano talmente tante che non c'è neanche una pagina completa, ok? Però per collezione personale, già solo avere quest'album anche con questi disegni, vedete? A me piaceva tantissimo collezionare anche solo gli album, eh. Quindi andiamo avanti, questo è l'album di Lucy May, quarta di copertina. Allora, andiamo avanti, qui tanto ce ne stanno alcuni secondo me che neanche menziona qui. Va bene, poi semmai li vediamo quando ho finito di fare lo sfogliamo insieme. Questa l'abbiamo vista e andiamo avanti. Andiamo avanti. Oh, qui c'è Ello Spank, Giorgi, Tulipano Nero e l'incantevole Crimi. Ok? Allora, di questo ovviamente vi posso far vedere l'incantevole Crimi che ho anche in doppia copia. Una è questa e l'altra è questa. E mi sembra che tutte e due sono complete. Vedete l'incantevole Crimi, doppia copia. Tra l'altro, in quarta di copertina, l'incantevole Crimi aveva la pubblicità dello Sprint, che era il cioccolato per il latte. Vedete che bello che è quest'album? Allora, sempre figurine Panini, questo lo mettiamo qui. Questo addirittura, guardate a quanto era arrivato. Siamo partiti da 100 lire, eh? Qui siamo arrivati a 500 lire, 5 volte di più costava rispetto agli altri che abbiamo visto degli anni 70. Allora, e questo è meraviglioso quest'album. È qualcosa di veramente spettacolare. Quindi un sogno lungo un anno. Mamma mia che bello che è. Me ne comprerei un altro, con tutto già ce n'ho due copie. E vabbè. You, Crimi. Guardate che bello, quest'album è veramente qualcosa di spettacolare. Sfogliare quest'album è un tuffo veramente nel passato. Guardate la piccola You. Poi ci sono Posi e Nega. Bello quest'album, veramente bello. Guardate che bello. Bello, veramente bello. Questo lo sfogliamo tutto. Sì, ci perdo un attimino di tempo per farvelo vedere. L'incantevole Crimi nello specchio. Addio, poteri magici. Guardate che bello. Oh, qua la pubblicità dello Sprint. Il gioco della stella piumata. Ricordiamo che la stella piumata è da dove vengono Posi, Nega, Pino Pino e tutti gli altri. Breve fumetto fatto in Italia. Spiegazioni del gioco. Sempre sponsorizzato da Sprint. Andiamo avanti. Verso la stella piumata. Guardate che bello. Questo ce lo perdo un attimo di tempo per farvelo vedere. Il primo bacio di Crimi. Guardate. Bello. Crimi scompare. Questo praticamente è quando tiene il suo ultimo concerto. E questa alla fine? You e solo You. Concerto finale di Crimi. Bello. Pelle d'oca. Ed ecco l'arca della stella piumata che se ne va. E You che deve salutare i suoi gattini, Posi e Nega. Ok? E poi You che rimane con Toshio. Sempre lo Sprint anche in bianco e nero nella terza di copertina e questa è la quarta di copertina. Bellissimo, andiamo avanti veloce, sono già 25 minuti di live. Ok, quindi ci siamo soffermati sull'album molto bello dell'Incantevole Crimi, ma noi andiamo avanti e questa volta
vi farò vedere, mi sa, l'album di Kiss Milicia. Tra questi, qui c'è Kiss Milicia, Occhi di gatto, Memole dolce memole e Magica Magica Amy. Ok? Andiamo a vedere Kiss Milicia. Eccolo qua. Kiss Milicia, quarta di copertina. Anche questo costava 500 lire. Andiamo a vedere. Omaggio, lire 500. In questo caso è omaggio perché lo davano davanti alle scuole. Anche questo mi sa che... No, questo mi sa che è completo. Vedete? Kiss Milicia. Mirko Amalicia. Non ve lo faccio vedere tutto. Andiamo a vedere qualche pagina di questo. Ma sono veramente belli, 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 molto belli questi album. Sto prendendo delle pagine a caso. Come si apre, si apre. Prendo delle pagine a caso. Ecco Satomi e Licia, i mitici Beehive, bellissime le canzoni dei Beehive. Ed ecco Mirko e Licia. E poi andiamo sull'ultima pagina, via. Sull'ultima pagina, eccoci qua. Modalità per la richiesta delle figurine mancanti. Vedete? E questa è la quarta di copertina, quindi anche questo molto molto bello di album Kiss Milicia. Ok? Andiamo avanti, andiamo avanti. Qui si parlava anche di Occhi di gatto e di altri. Vediamo un po', qui c'ho Dragon Ball. Ah vabbè, poi questi sono gli adesivi. Vediamo, perché non mi ricordo neanche, qui ancora non l'ha nominata. No. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Magica Magica Amy, non ce l'ho qui. Oh, qui c'è Sandy dai mille colori. Pollyanna, una per tutte, tutti per una, e Millie un giorno dopo l'altro, e poi Palla al centro per Rudy, che era un cartone animato molto simile a Holly e Benji, che però non ebbe lo stesso successo, vedete? Qui si parte da Sandy, Sandy dai mille colori, poi c'è Pollyanna, una per tutte, tutte per una, piccole donne, poi c'è Millie un giorno dopo l'altro, Palla al centro per Rudy e un altro album di Candy Candy. Da questa ci andiamo a vedere Millie un giorno dopo l'altro. Eccolo qua. Millie un giorno dopo l'altro, sempre della Panini. Ok, e qui è aumentato ancora di più il prezzo, siamo arrivati a 800 lire. 8 volte il prezzo di copertina del primo che abbiamo visto. Quindi questa è Millie prima di copertina e questa è la quarta di copertina. Ok? Ci andiamo a vedere anche qui. Questo anche non è completo, assolutamente non è completo, vedete già ci manca una figurina qui. Ciao principessa, vedete? Ogni tanto mi scatta perché il PC non ce la fa. Ok? Ed eccoci qua, guardate, spettacolare. Ci sono tante figurine, non è completo ma ce ne sono tante. Eccolo qua, Millie un giorno dopo l'altro. Anche qui sto aprendo delle pagine a caso, completamente prese a caso. Ve li faccio vedere, sono molto molto belle queste pagine, piene di figurine. Guardate che anche gli album di figurine sono delle collezioni molto molto belle, che vale la pena avere qualcuno che ci ricorda la nostra infanzia. Ok, e dopo questo andiamo a vedere subito l'ultima di copertina. Eccoci qua, sempre di qua c'è in terza di copertina la modalità per la richiesta delle figurine mancanti. Ok, e questo è l'album di Millie un giorno dopo l'altro. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, qua c'è sta niente paura, c'è Alfred, Peter Pan, Robin Hood, Cristoforo Colombo, Mimì e la nazione della pallavolo, Dragon Ball, Medarot e all'arembaggio. Guardate, ovviamente vi devo far vedere questa pagina. Oh, da qui io ve ne posso far vedere uno che però non c'è neanche una figurina attaccata. Vi faccio vedere solo l'album.
ed eccolo qua, doppia copia anche per questo, però non c'ho neanche una figurina attaccata per questo album di Dragon Ball. Ok? Allora, Dragon Ball ce l'ho in doppia copia, questa è la quarta di copertina, dove ci sono pubblicità ad altri album, e qui addirittura, guardate a quanto siamo arrivati, prezzo di propaganda, lire 3000, cioè siamo partiti da 100 lire e qui siamo arrivati a 3000 lire per l'album di Dragon Ball, fatto molto bene, però le figurine di questo io proprio non le ho. Bellissimo quest'album, solo che completo comincia a costare. Io questo l'ho presi all'epoca proprio, l'ho presi all'epoca ma senza le figurine, quindi il logo è scomparsa la scritta figurine Panini ed è rimasto così il logo, eh. Andiamo a vedere se mette a fuoco, eccolo qua. Il logo è rimasto Panini, senza più la scritta figurine. Vedete il maestro delle tartarughe, non è che vi faccio vedere questo addirittura vuoto, non mi conviene farvelo vedere, insomma. Comunque sappiate che questo ce l'ho, ma senza figurine, senza assolutamente figurine. Andiamo avanti. Comunque ce ne stanno tantissimi qua, eh. Oh, Dottor Slump Arale, Yui, Doraemon, Heidi, l'Ave Maia, Beyblade, Gundam, Power Rangers addirittura, guardate, e qui ci sono le copertine di tutti questi altri album. Di questi purtroppo non ne ho nessuno, ok? Quindi non ne vediamo nessuno, andiamo avanti, anche perché sennò poi questa live diventa eterna. Oh, qui ci sono gli album di Naruto, di Hello Kitty, Bakugan, vedete? Bella, bella questa rivista, Sprea ci ha editato proprio bene. I migliori album Panini giapponesi, ok? Oh, andiamo avanti, l'epopea d'oro della Merlin, poi Tops. Allora, e qui si parla non più della Panini, della figurine Panini, ma della Merlin, che nacque proprio come Merlin. Come vedete ha fatto Holly e Benji, Piccoli problemi di cuore, Lupin l'incorreggibile Lupin, si aggiudicò Sailor Moon, si aggiudicò diversi diritti di pubblicazione e quindi diciamo cominciò ad invadere anche il mercato, le edicole soprattutto, perché questi sono ancora prodotti da edicola, anche se gli album moderni si possono addirittura comprare già completi sui vari siti. Qui addirittura c'è I Puffi, Independence Day, un bellissimo film tra i miei preferiti, cioè i miei preferiti ce ne stanno tantissimi di film, ovviamente sul picco della piramide ci metterei tranquillamente War Games, comunque ce ne ho tanti preferiti. E anche Independence Day è uno di quelli molto molto bello come film. Qui comunque parla di tante altre figurine, vedete? C'è anche Lupin, Sailor Moon, Let's Go, ce ne stanno tante di figurine, devo dire la verità. Qui si parla addirittura dei Pokémon, l'uomo da 240 milioni di bustine, invece che l'uomo da 6 milioni di dollari, la serie TV che tutti conosciamo bene, invece qui hanno scritto l'uomo da 240 milioni di bustine. Qua si parla anche di Jurassic Park, ma si continua a parlare dei Pokémon, ok? E qui andiamo avanti veloce. Qui si parla di Sailor Moon e di Holly e Benji. C'è anche lì un album delle Winx, ma soprattutto Sailor Moon e Holly e Benji. Ok? Andiamo avanti senza fermarci mai. Quindi le collezioni Merlin, ci sono anche i Power Ranger, c'è Rossana, vedete, ci sono tanti altri cartoni che hanno fatto anime, tanti altri anime che hanno fatto parte della nostra infanzia. Vedete? Collezioni Merlin. Bello, bello, molto bello. Andiamo avanti, qua c'è Lupin, Super Street Fighter 2, Sailor Moon la nuova serie, perché poi
Sailor Moon sono tante stagioni. Una volta si diceva la nuova serie, ma adesso si parla di stagioni. Infatti anche Dragon Ball su Prime Video lo divide in tante stagioni, ma noi li vedevamo una dopo l'altra. Qui c'è l'altro album di Dragon Ball, c'è quello dei Cavalieri dello Zodiaco, Piccoli problemi di cuore, uff, altro album dei Pokémon. E qui facciamo un'altra pausa. Un'altra pausa. Andiamo a vedere che cosa ci possiamo vedere da questa pagina. Allora questo Dragon Ball, questo qua è un altro che non c'è. Piccoli problemi di cuore. E come vedete, eccolo qua, piccoli problemi di cuore, ed è Merlin Collection, ok? Piccoli problemi di cuore, quarta di copertina, questo sempre omaggio, ma costava 2500 lire, vedete? Lire 2005. Questo anche non mi ricordo se è completo, questo assolutamente non me lo ricordo, però è molto molto bello anche questo. Me lo ricordo che era bellissimo, coloratissimo, molto molto bello quest'album, vedete? Non vi farò vedere ovviamente tutte le pagine, ma solo alcune scelte casualmente. Eccole qui. Guardate che belle, piccoli problemi di cuore, piccoli problemi di cuore, sono piccoli problemi di cuore, nati da un'amicizia che profuma d'amore. Ok, sempre le sigle della regina, Cristina d'Avena. Vedete qui ce ne manca una, quindi non è completo. Sembrava completo, ma la numero 137 manca, anche se manca solo quella, però assolutamente non è completo. Me lo ricordavo che non era completo anche questo. Vedete? Bellissimo anche questo. Vediamo l'ultima di copertina. Eccolo qui. Bellissimo anche questo. Piccoli problemi di cuore della Merlin. E poi qui di che parla? Vabbè, Dragon Ball, io sono un altro Dragon Ball che ancora non ha nominato. E andiamo avanti perché siamo a metà rivista e siamo a 38 minuti. Rossana, Doremi, che ebbe grandissimo successo, quindi Magica Doremi, Rossana, e poi Yu-Gi-Oh! Tutti che hanno avuto un grandissimo successo. Siamo alla fine, nella seconda metà degli anni 90 qui, ok? Quindi Rossana, Magica Doremi, Amtaro e Yu-Gi-Oh! Bellissime. Ciao Antonio! E qua invece ritorniamo, riavvolgiamo il nastro del tempo, perché qui si ritorna agli anni 70. Noi eravamo arrivati agli anni 90, mo si ritorna un po' indietro. Guardate un po' qua. Atlas UFO Robot Super Goldrake, e questi sono gli album di figurine di Goldrake. Ciao Antonio, benvenuto. Atlas UFO Robot Goldrake. Questi mi pare che non ce n'ho nessuno di Goldrake degli anni 70. Vediamo un po'. Ma vi ripeto, non sono tutti gli album che ho questi, no, perché gli altri stanno in una libreria più in alto e non l'ho potuti prendere. Il grande Mazinger, ovviamente ci sono anche i Barbapapà, vedete? C'era un po' tutto su cui fare figurine, su cui avviare una raccolta. Il grande Mazinger e non solo Goldrake. Mazinga Z, Remy, vedete? Mazinga Z, Remy, bellissimi, bellissimi questi album. Un altro di Candy Candy. Guarda, mo ce n'è uno che è abbastanza raro, vedete? Qui c'è un album che si chiama Tibulandia.
accanto c'è Candy Candy. Andiamo a vedere perché questo l'ho visto qua, che l'ho preso, eccolo qua. Questo è l'album TV-landia. Guardate un po', Edizioni Blu presenta. Edizioni Blu presenta TV-landia. TV-landia, lo mettiamo a tutto schermo, ok? E questa è la quarta di copertina. Andiamo a vedere il prezzo, siamo tornati indietro, lire 500. Tra l'altro è scritto quasi a penna. Aspettate che così me lo metto a fuoco. Ecco, lire 500. Autorizzazione ministeriale concessa. Siamo primo semestre 86, Edizioni Blu SRL. Aspettate, ve voglio... Ecco. Edizioni Blu SRL a Parma. Ok, andiamo a vedere cosa conteneva questo TV-landia. Guardate un po', c'è l'uomo tigre, Devilman, quante... Pelin Story, Gigi la trottola, i predatori del tempo, ci stanno tutti quanti, guarda che roba, ecco qua, l'uomo tigre il campione, ma questa è bellissima, questa immagine qua. Questo lo sfogliamo tutto, dai, tanto non so neanche troppe pagine, vedete, questo è un episodio dell'uomo tigre, fatto tutto a figurine, ok? Qui finisce l'uomo tigre, inizia Devilman. Ok, Devilman, simpatica e carina, è una bambolina. Renzi una strega è... Vedete, è bellissimo anche questo album che contiene più di un anime. Ok, quindi non è monotematico. Vengono da lontano, da una galattica civiltà, su una macchina lampo, predatori del tempo. Vabbè. Oh, pure questo sembrava completo. Guardate, sembra completo, ma ai 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 ai. C'è pure Gigi la trottola e mi mancano tutte quelle di qua. Patti e Pat e i pattini a rotelle Fisher Price. Secondo me queste qua dovevi comprare i pattini a rotelle per poterli avere, queste figurine. Infatti di qua poi continua, Pelin Story ci sono tutte un'altra volta. Quindi quelle, giusto comprando i pattini a rotelle te li davano, quelle figurine, anche perché ecco pure qua è tutta completa, ma quelle dei pattini a rotelle, ma chi si comprava i pattini a rotelle? Ecco, e siamo arrivati alla fine. Vedete? Quindi anche questo molto difficile da trovare, un album un po' particolare perché contiene più di un anime al suo interno, quindi non è monotematico. Edizioni Blu TV-landia. Andiamo avanti, perché noi non ci fermiamo mai, siamo arrivati a questa pagina qui e noi andiamo avanti. Andiamo avanti, Capitan Harlock 2, Gatchman, la battaglia dei pianeti. Pianeta Terra chiama Squadra G. Segnale di pericolo. Allarme, allarme. Oh, qua abbiamo Star Blazer, Tom Story. Belli, belli. Tom Story. Viva Tommy, Tommy, Tommy. Viva Tommy, Tommy, Tom. Oh, Mila e Shiro, due cuori della pallavolo. Questi sono due album sportivi e Holly e Benji, due fuori classe. Vedete? Holly e Benji e Mila e Shiro. Vediamo che ci abbiamo qua. Oh, abbiamo Holly e Benji. Holly e Benji ce l'abbiamo anche qui, sempre Merlin. E questo è più moderno, l'hanno fatto ovviamente dopo che hanno trasmesso per l'ennesima volta Holly e Benji, infatti qui il prezzo è addirittura in euro. Quindi qui siamo post 2001, dopo il 2001. E qui c'è anche ancora una figurina così, ma questo assolutamente non è completo. Come richiedere le figurine mancanti sta nella seconda di copertina. E qui inizia già così, ovviamente come vedete ce ne mancano un bel po'.
ma io già ero troppo grande per potermi mettere a fare figurine, quindi ho attaccato quelle che sono riuscito a rimediare e basta, non mi sono perso più di tanto a fare quest'album. Ecco, mo vado un po' avanti veloce, tanto ci mancano tutte qua. Questo è solo l'album per farvi vedere, insomma, che ancora li fanno e sono ancora, anche se questo, secondo me, se non è 2001, sarà più o meno di quegli anni là, primi anni 2000, non è proprio modernissimo, vediamo. Qua ci dovrebbe essere scritto 2002, infatti, primi anni 2000, guardate, non mi invento niente. Merlin Collection numero 2 2002, vedete? Registrazione al Tribunale di Milano numero 159 del 3493, quindi loro sono iscritti dal 93, però l'album è uscito nel 2002, ok? E questa è la quarta di copertina, è la prima di copertina dell'album di Holly e Benji, due fuori classe. Andiamo avanti, Mile Shiro ce l'avevo ma non a portata di mano, vediamo se c'ho questa a portata di mano, va. Qua si parla del mitico siamo alla fine del XX secolo, il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta, più o meno così, non me le ricordo più a memoria, prima le sapevo a memoria le parole. Andiamo a vedere che questo io ce l'ho, ma non so se l'ho preso. Sakura, Memole, Giorgi, no, non l'ho preso, sta insieme a quegli altri, peccato. E niente, che nel guerriero ve lo volevo far vedere, tra l'altro c'è una particolarità, che nel guerriero io ho preso l'album vuoto e poi da un'altra parte, so bene dove stanno, c'ho i pacchi di figurine, sicuramente saranno pieni di doppioni anche, però c'è anche almeno diciamo tutto l'album completo dentro quel pacco, e quindi sono ancora da attaccare, c'ho ancora tutti i pacchetti di figurine sigillati, ok? Questo purtroppo non ve l'ho potuto vedere perché non era facile da prendere, sta insieme agli altri che vi ho detto, perché questi sono una metà di quelli che ho, d'accordo? Oh, e quindi vabbè, pure questo di Cani Guerriero a me non è piaciuto tanto quest'album, assolutamente no, non è piaciuto tanto, tra l'altro anche la copertina non mi piace tanto ed è per questo pure che l'ho un po' lasciato così, mentre quello di Crimi è uno spettacolo. Andiamo qua, qui siamo sempre ritornati molto molto avanti nel tempo, e siamo ritornati negli anni 90 praticamente, in pienissimi anni 90 qua, Ho Holly e Benji, Official Sticker Collection, vedete questo sono Holly e Benji Forever, mi pare che si chiama quello, e è il seguito appunto della serie canonica che abbiamo visto noi alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90. Vedete pure il logo cambia, Holly e Benji 2 là, però non è Holly e Benji 2, vabbè. Poi qua c'è Marmalade, no, sì, Marmalade Melody, My Melody e Sugar Sugar. Vedete, questi adesso sono tutti cartoni animati anime molto simili tra loro, e quindi facciamo vedere questi, diciamo, questi album. Andiamo avanti. E qui ci sono anche i pacchetti di figurine, vedete Dragon Ball, quello è l'ultimo, se andate a cercare, ciao Luke 74, stiamo sfogliando insieme questi e contemporaneamente sto facendo vedere qualche album, ho due pile, questi già l'abbiamo visti, questi poi li farò vedere piano piano perché man mano che li menziona, ok? Io invito sempre quando c'è Luke collegato, invito tutti quelli che vedono o vedranno questo video sia in live che in differita di andare a iscriversi al canale di Luca, Luke74 Channel, ok? Tra l'altro non potrò andare diciamo, alla kermesse, chiamiamoli così, di retro computing, dove lui esporrà i suoi bellissimi VIC-20, quindi magari qualche dataset, 2, 3, 4 dataset se li porterà in base pure a quanti Commodore VIC-20 porterà, e così potrà esporre una piccolissima parte della sua
bellissima collezione. Comunque andate a vedere anche perché Luke è un collezionista anche di auto, macchinine non da poco, molto molto belle. Aveva avviato un canale YouTube molto bello che piano piano secondo me lo curerà sempre di più. Secondo me, avendo il tempo, ovviamente per fare queste cose ci vuole tempo. Questa già ve l'ho fatta vedere, andiamo avanti perché sennò diventerò. Oh, e qua parla proprio di Dragon Ball GT e di Holly e Benji 2, ma qui siamo proprio molto molto avanti negli anni. Lo so che scatta, purtroppo ho il PC che ormai è da formattare. Oh, l'anime più gettonato in figurine, e qui si parla di Dragon Ball. Adesso vediamo un po' se vi posso far vedere se c'è qua, sì, l'altro album che io ho di Dragon Ball, che è questo, e questo è edito Panini, sticker album. Anche questo io ce l'ho senza neanche una figurina. Vedete che qui anche il prezzo è espresso in euro, quindi questo fa capire che è post 2001. Vediamo che data c'è. Vabbè, quelli non riesco a leggere perché c'è l'iscrizione. Comunque, essendo il prezzo espresso solo in euro, questo è post 2001. Vediamo un po'. Ma quello è il numero di telefono. Niente. E vabbè. Comunque questo, guardate, cioè non c'ho neanche le figurine che ti danno insieme all'album che stanno qui, sono ancora da attaccare. Comunque questo arriva Goku, un'altra volta, ricominciamo. Vedete? La leggenda delle 7 sfere del drago. Vedete? La leggenda delle 7 sfere del drago. Cioè, e poi è abissi di paura. Di pauta. Ah no, paura. Che cazzo? Una lezione importante. L'ultima, qua ci stanno altre figurine che ti davano insieme all'album. Comunque queste sono tutte cose che io all'epoca però, diciamo, avevo già altri interessi, quindi è stato un po' più complicato completare queste collezioni. Dragon Ball Evolution, che era il film di Dragon Ball, vediamo un po'. Sì, guardate, questa è un'altra pagina sempre dedicata a Dragon Ball, vedete? Comunque sono bellissimi, gli album di figurine sono qualcosa di spettacolare. Oh, qua si parla già dei Digimon, Monster Rancher. Oh, Sakura, lì c'è Sakura, vediamo un po'. Sakura mi pare di averla vista qua. No, Giorgi, no. Sì, Sakura, eccolo qua, l'album di Sakura. Qui siamo all'Ire 2005, vedete? Vediamo se mette a fuoco. Sì, Lire 2005, quindi questo il prezzo è in lire, 2500 lire. Qui ci sono già, non so completo, qui pure ho preso Kero-chan, quando si parla di Kero-chan, guardate, qua già manca questa numero 78 dove ho la mano io, quindi già non è completo, ma comunque trovarli completi si trovano, basta andare alle varie fiere del fumetto, dell'animazione e dei comic, e si trovano anche questi album, però se li fanno pagare, soprattutto se completi. Vediamo un po' dentro l'ultima pagina, eccola, l'ultima pagina molto bella, vedete che bella che è, e quindi questa è Sakura Card Captor, pesca un'altra carta Sakura. Ok, siccome l'ho vista qui, allora ho detto la vediamo, la sfogliamo insieme, e quindi diciamo, sono venuto prima di questa pagina qua, ho mostrato, diciamo, questo. Invece Gigi la Trottola non l'ho. Oh, Titan 3, il Sacro Graal, e io mi sa che questo ce l'ho, però non l'ho preso. Io Titan 3 ce l'ho e mi pare che ce l'ho pure completo. Quest'album Titan 3 che dice il Sacro Graal, però non l'ho preso. Bisognerebbe andare a, se volete vedere, dovete andare sull'altra live
sull'altra live dove ho fatto vedere i miei tutti, quasi tutti, perché poi ce ne stanno alcuni che stanno in soffitta addirittura, quindi quelli sono proprio imprendibili. Però questo di Titan 3 sicuramente sempre Panini, sicuramente mi ricordo benissimo di averlo e di averlo anche fatto vedere, quello di Titan 3. Questa è Heidi, l'orfanella Heidi che vive con Peter. O Gatchman nella battaglia dei pianeti. Guardate un po'. Dal Giappone all'America per Gatchman. Questo è sempre Pianeta Terra, chiama Squadra G. Oh, e qui ci sono un po' di album. Le raccolte animate all'estero. Queste riviste sono molto molto belle, ci fanno fare un bel tuffo nel passato. Allora, qui guardate, qui menziona Belfi e Lillibit, Ulisse 31, Maya, eccetera, eccetera, e menziona pure Ranma. Io di Ranma c'ho questo, sempre edito da Panini, 2000 bollini qua, perché questo mi pare che l'ho preso a un mercatino. Questo pure, tra l'altro sì, non è, mi sa che non è italiano, Vabbè, non metto a fuoco. No, infatti non è italiano, è francese. Questa è l'edizione francese dell'album di figurine di Ranma, mancano tutte le figurine, però bellissimo. Poi magari quando riuscirò un giorno a mettere tutti insieme questi album, farò un filmato, un qualcosa, magari un'altra live. Io preferisco le live perché registro direttamente sui server di YouTube, già l'ho detto, che io in locale non potrei mai registrare tutta sto fiume di dati, ma non esiste proprio. Comunque sì, è molto molto vuoto, questo è solo l'album. Ok, andiamo avanti. Simbad, ok. Oh, Ezio, l'artista delle figurine, e qui fa vedere ovviamente il suo Santo Graal, Sacro Graal, che è Titan 3. Evviva Titan 3! E qui mi sa che siamo arrivati alla fine, Qui continua l'intervista. Eccola qui. E via. Mamma mia. Promemoria, conservare le bustine sigillate. Io infatti, per esempio, l'ultimo album di Dragon Ball le ho conservate tutte, diciamo, 5 o 6 bustine, le ho conservate sigillate. Le altre invece le ho aperte perché ci siamo scambiati i doppioni con i vicini di casa e poi alcuni li ho ordinati direttamente alla Panini Comics, che adesso si chiama Panini Comics, ed è diventata una casa editoriale molto molto grande, addirittura distribuisce Disney, quindi la Panini Comics è diventata da che faceva solo figurine, ed ecco le ultime 2 pagine di questa bellissima rivista figurine degli anime. Bellissima, bellissima, bellissima rivista. Questo è un supplemento a Japan Magazine, che poi dovremmo fare anche, lo sfogliamo insieme, di questo Japan Magazine. Piccoli problemi di cuore, Japan Magazine. Prossimamente la prossima live sarà dedicata a Japan Magazine. Prima di chiudere la live, però, è un'ora, quasi sono 59 minuti, andiamo a vedere questi altri. Allora, questo è un altro album, L'incantevole Crimi con adesivi, però non è un album di figurine, sono solo disegni da colorare. Guardate, ci sono delle figurine, ma sono da completare, vedete? Questo era bellissimo pure, e te le davano le figurine, c'erano tutte, perché qui te ne danno di figurine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua sono 4,
4, 5, 6 e poi 6 mi sa da quest'altra parte ed era finita, sì. 6 alla fine di qua, sì, e sono finite, vedete? Ce ne stanno altre 4. Poi qua c'è da colorare, crimi da colorare, vedete? Oh, bellissimo questo poster. Ecco, ve lo metto a tutto schermo. Guardate che spettacolo questo poster. Bellissimo. Un'altra crimi da colorare. Altre 2 immagini da colorare, Yu e Crimi. Altre 2 immagini da colorare. Questo non era proprio un album perché poi te le davano, vedete, altre 6 figurine e qua ne mancano 2, vedete, 1 e 2 e le altre 4 le abbiamo viste prima, però stanno tutte quante qua, quindi te le davano insieme e questo era l'incantevole Crimi con adesivi. Ok, bellissimo anche questo. Poi diamo un'occhiata a Memole Dolce Memole. Questa è la quarta di copertina. Qui stiamo a 500 lire il prezzo, questo pure mi pare che è completo invece, questo mi sembra di ricordare che era completo. Guardate, non ve lo faccio vedere tutto. Adesso andiamo a vedere delle pagine a caso. Eccole. Memole il nome mio, folletto sono io e dono felicità. Allora, guardate che bello che è. No, belli, veramente belli questi album. Andiamo a vedere l'ultima pagina. Bello, anche questo di Memole. E poi c'è quello di Giorgi, tra l'altro di qua, pubblicità dello Sprint, addirittura le galatine venivano fatte queste caramelle a base di latte, qui tra l'altro 400 lire, vedete, omaggio, lire 400, e questo pure mi sembra che era completo, tra l'altro pubblicità dello Sprint proprio al massimo. No, guardate qui che ci avevo conservato. Pegas Tech Setter. Questo è Tekkaman. Spettacolo sta adesivo. Oh. Quasi quanto questo che ho qua. Guardate che adesivo. Gig, robot d'acciaio. Questi li metto insieme. No, non è completo questo. Purtroppo già non è completo. Come vedete già ci stavano quelle metalliche. Queste sono le figurine metalliche, già me ne manca una. Andiamo bene. Però qui vedete, mamma mia quante erano queste figurine per completare questi album. Ho il bellissimo bello, sì, bacio, sì, bellissimo bacio tra Abel e Giorgi. Andiamo avanti. Tanto, ecco, ce ne stanno tantissime, è quasi completo questo, magari manca solo quella, basta poi andare alla fine. Penultima pagina. Abel, Arthur, torniamo a casa. La mamma non c'è più e qua è la fine. Una bellissima immagine di Giorgi. Qua volevo farvi vedere ovviamente come ieri, poi sprint dappertutto. Allora, Tekkaman, quello essendo un adesivo lo metto insieme a Jig da un'altra parte. E poi vi volevo far vedere l'ultimo, questo è Remy, le sue avventure, sempre figurine Panini, 200 lire, quindi è originale dell'epoca, non è una ristampa né niente. Oh. 1965, porca. Ah no, semestrale numero 9, 2 settembre 79. Come vi ho detto, ovviamente è degli anni 70,
ancora non erano neanche cominciati gli anni 80, e questo è Remy. Anche questo assolutamente non è completo, però è tenuto come se fosse nuovo. E qui pubblicità Danone, quindi Remy, vedete, mancano proprio tutte le figurine qua. Valle rimediare, qui è proprio vuoto, è solo ed esclusivamente l'album. Questo è proprio vuoto, non ce n'è manco una di figurina, neanche alla fine, vedete? Tutte le avventure di Remy. Va bene, dai, 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 dai. Ah, e poi c'è questo che invece è della Disney, americano, Watch American, figurine panini, 1000 lire, 1000 lire, quindi è proprio dell'epoca di quando uscì, vediamo un po', 1992, ok? Quindi di cartone animato. Questa è la copertina, questa è la copertina e questa è la quarta di copertina. Oh, la Bella e la Bestia. Questo mi sembra che sia completo, vedete? Mamma mia, quanti ricordi. Poi io non è che li sto sempre a sfogliare sti album, ci mancherebbe. Ah, quindi quello di Datan 3, il Sacro Graal, lo devo tenere bene, Se dicono che è il Sacro Graal, comunque sì, vabbè, fino a un certo punto. Se uno se lo vende, se no non è Sacro Graal manco per niente. Vedi, molto colorati, molto belli questi album di figurine. Ma che... Oh, guardate che belli. Bellissimi questi album, Molto molto belli anche questi della Disney. Quindi la Panini la sapeva lunga in fatto di figurine. Beh, che il grande successo, come vi ho già detto all'inizio, era dato dalle figurine dei calciatori, e lì era molto più complicato perché, ah no, ne manca una, ne manca una. Diciamo che nei calciatori dovevi prendere singolarmente ogni calciatore e fargli fare la foto per l'album, ok? Quindi la Panini mandava un fotografo a ogni squadra per fare la fotografia ad ognuno dei calciatori che in quella stagione giocavano in quella determinata squadra. E attenzione, era molto più complicato che fare questi album qui, perché qui bastava prendere dei frame del cartone animato, dell'anime, come lo volete chiamare, e si tirava fuori poi un album che era tutta la storia. Quindi molto più semplice fare questo che fare quello dei calciatori. Ok? Allora, detto questo, siamo addirittura d'arrivo, 1 ora e 10 minuti di live. Mi è piaciuta questa rivista, ve la faccio rivedere, la mettiamo vicino a questa, va. Eccola, vedete? JM, figurine degli anime. Bella, bella, molto bella anche questa rivista. Aspettiamo che metta a fuoco perché voglio farvi vedere. Ovviamente il prezzo è scritto sempre più piccolo. Chissà se riesce a mettere a fuoco. Oh, sì. Eccolo qua. 12,90 novembre-dicembre, 25-10 2024, novembre-dicembre. Java Magazine Album numero 2, 12,90 €. Allora, in chiusura di live, sempre vi invito a visitare i miei siti classe74.it, renijstore.it, ilmondodelvinile.it, legolando.it, magliettevintage.it. Come vi dico sempre, non sono e-commerce, quindi non dovete spendere da me, non mi dovete dare user, password, niente. Voi scegliete quello che volete comprare, cliccate su quello che volete acquistare e verrete reindirizzati su Amazon, dove Amazon già ha tutti i vostri dati e quindi potete fare l'acquisto in tutta tranquillità. Ok? Questo è quello che vi dovevo dire. Vi ringrazio tantissimo di essere stati qui con me. Stasera è Halloween, in teoria tutta la giornata di oggi, però
stasera è Halloween, domani tutti i santi, quindi ci rivedremo alla prossima live. Quasi sicuramente dovremo fare questo, sfogliamo insieme Japan Magazine, ok? Quindi abbiamo ancora tanta carne da mettere al fuoco, cioè tante cose da fare. Sto portando avanti, come abbiamo visto ieri, un altro progetto che è, diciamo, quello che ho visto che può interessare diverse persone, me l'hanno detto, la mia storia, cioè come che poi diventerà la nostra storia, perché alla fine, come io ho vissuto gli anni 70, 80, 90, bene o male l'hanno vissuta tanti altri, magari io l'ho vissuta, come posso dire, un po' più appieno, perché magari c'era quello che era appassionato di cartoni animati, che però magari non gli interessavano i computer o non gli interessavano la musica, i vinili, le audiocassette, i CD e tutto. Magari a chi gli piaceva fare il DJ gliene fregava niente dei cartoni animati, dei computer 8 bit, delle console, eccetera. Quindi, diciamo, io invece ho queste tre grandi passioni che tra l'altro si intrecciano una con l'altra, anche perché per esempio la musica ha le sigle dei cartoni animati, quindi Rainy Jazz intreccia con Rainy Tunes, poi molti dei videogiochi erano ispirati anche a cartoni animati, eccetera, quindi si intrecciano anche i videogiochi con i cartoni animati, quindi diciamo che è tutto, nel mio caso si intrecciano tutte, però quella che io vi racconterò è, diciamo, la storia degli anni 70, 80, 90 vissuti da me, ma come l'abbiamo vissuti un po' tutti, ok? Allora, detto questo, vi ringrazio, sono le ore 12:43 di questo 31 ottobre 2024, ok? Oggi è giovedì, ci vediamo presto, senz'altro ci vediamo presto, ok? Quindi vi lascio con la sigla, il finale di Rainy Tunes, la vado a cercare perché è un po' un casino, ok? Siamo pronti, ok? Allora, un saluto a tutti da Rainy Tunes, ci vediamo prossimamente, grazie mille come sempre di essere stati con me. Se vi piace ciò che faccio mettete un like al video e iscrivetevi al canale, mi serve tantissimo. Più iscritti ci sono e più uno è invogliato a fare i contenuti, ok? Calcolate che tutto questo c'ha sempre un costo, anche se non vogliamo altro che il prezzo delle riviste stesso, quindi diciamo che a me non danno neanche un euro per fare questi video, è una passione mia che condivido con voi, ok? Grazie mille come sempre e ci vediamo prossimamente. Un saluto, buon pomeriggio a tutti, buon pranzo a chi va a mangiare. Grazie, ciao ciao!